Attestata indirettamente nel 1184, l'antichità della chiesa plebanale di Santa Barbara di Limana è confermata dalla precedente intitolazione a Santa Giustina, il cui culto entrò nel bellunese prima del 1000 per influenza di Padova nel processo di cristianizzazione del territorio della Val Belluna. L'attuale altare maggiore, che era in origine quello minore dedicato alla Madonna del Rosario, mostra la tipologia strutturale ed esornativa tipica delle scuole bellunesi seicentesche. Alta predella con specchiature, colonne corinzie ai lati del fornice completamente irretite in una spirale di tralci di vite carichi di foglie e grappoli d'uva e frontone triangolare spezzato i cui settori sostengono due speculari figure allegoriche. Contiene la pala seicentesca della Madonna del Rosario tra i santi Domenico e Caterina da Siena, ideata da Francesco Frigimelica e realizzata con la collaborazione dell'allievo Niccolò Barpi all'epoca dell'episcopato di Giovanni Tommaso Malloni, il cui stemma si riconosce sotto il piede di San Domenico. Le anime del purgatorio nei bagliori del fuoco invocano a gran voce i misericordiosi suffragi di coloro che sono ancora nel mondo. Il messaggio consiste dunque nel sollecitare i familiari alla confidente preghiera, la quale, proprio per l'intercessione della Vergine, si trasforma in atto di autentica carità verso quei defunti che necessitano della purificazione per essere immessi nell'eterna beatitudine. La statua in legno di cirmolo policromato della Madonna Immacolata, ora collocata a sinistra dell'arcata trionfale, è un'opera di nobile impianto progettuale e sommessa eleganza compositiva. Realizzata originariamente da Andrea Brustolon per la Villa Piloni di Limana nel 1796, venne ceduta dalla contessa Porzia Piloni all'arciprete Don Pietro Sasso per la liturgia delle processioni. L'antica pieve di Limana vanta non solo la reggenza di avveduti e coltissimi rettori, tra cui il celeberrimo Giovanni Pietro dalle Fosse, detto Pierio Valeriano, ritenuto il più grande intellettuale del Rinascimento bellunese, ma anche la dedizione di villici così solerti e devoti che il vescovo Giulio Contarini nel 1570 ebbe a definire uomini molto pii et cattolici.